In un tempo lontano, tra le montagne e i deserti dell'antica terra di Israele, viveva un giovane di nome Giosuè. Questo giovane era destinato a grandi cose, proprio come Abramo e Mosè prima di lui. Giosuè non era solo un uomo comune, era un simbolo, un eroe. Accompagnava Mosè nei momenti più difficili e lo seguiva con fede e dedizione. Quando Mosè salì sul monte Sinai per ricevere la legge di Dio, Giosuè rimase accanto a lui, ascoltando i suoni misteriosi che venivano dal popolo sottostante. Giosuè interpretò quel rumore come un grido di guerra, dimostrando il suo spirito sempre vigile e protettivo. Un giorno Giosuè fu chiamato a guidare il popolo contro un nemico temibile, Amalek. Mentre Mosè pregava su un colle, Giosuè conduceva gli israeliti in battaglia, mostrando un coraggio e una determinazione straordinari. La sua fedeltà e la sua forza divennero un faro di speranza per il popolo di Israele. Col passare del tempo, Giosuè diventò il custode della tenda della dimora, vigilando mentre Mosè parlava con Dio. La sua saggezza e il suo attaccamento al Maestro gli valsero la fiducia di Mosè, che gli impose le mani, trasferendogli lo spirito di saggezza. Giosuè era pronto a guidare il popolo nella terra promessa. Quando Mosè morì, Giosuè prese il comando. La sua prima grande impresa fu il passaggio del fiume Giordano. Come in una sacra cerimonia, Giosuè organizzò il popolo. I sacerdoti portavano l'arca dell'alleanza e quando i loro piedi toccarono le acque, il fiume si aprì, permettendo al popolo di attraversare all'asciutto. Questa impresa straordinaria consacrò Giosuè come il nuovo leader. Poi venne il momento della conquista di Gerico. Giosuè guidò il popolo in una processione intorno alle mura della città per 6 giorni. Al 7° giorno, dopo 7 giri intorno alla città, i sacerdoti suonarono le trombe e le mura crollarono, permettendo agli israeliti di prendere la città. La fama di Giosuè si sparse ovunque e il popolo lo ammirava come un grande condottiero. Le sue capacità di stratega emersero anche nella presa della città di Ai e nella battaglia contro i re del sud. Con astuzia e determinazione, Giosuè riuscì a sconfiggere nemici più numerosi, dimostrando la sua superiorità militare e la sua fede incrollabile. Dopo aver conquistato gran parte della terra promessa, Giosuè distribuì le terre tra le tribù di Israele. Non fu un compito facile, ci furono contestazioni e difficoltà, ma Giosuè riuscì a risolverle con saggezza e giustizia. Come Mosè aveva guidato il popolo attraverso il deserto, Giosuè condusse Israele nella terra promessa. La sua vita e le sue gesta furono celebrate per generazioni e la sua figura rimase impressa nella memoria del popolo come un grande guerriero e un saggio leader. In ogni rappresentazione, Giosuè appare come un valoroso guerriero con il passaggio del Giordano, la caduta delle mura di Gerico e la conquista di Ai a testimoniare il suo straordinario coraggio. La sua festa si celebrava con gioia e devozione, ricordando l'uomo che aveva portato Israele alla vittoria e alla salvezza. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici.
La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.